Quella di oggi sarà una gara letteralmente da brividi. Me l'aveva detto Marco che era una pista tosta. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con gli amici del Kart Veneto. Quella di oggi sarà una gara letteralmente da brividi e non solo perché è Halloween. Infatti, come vedete, mi trovo al Pordenone Kart Indoor perché oggi ci sarà il recupero della seconda tappa di campionato che, se vi ricorderete, non abbiamo corso a marzo perché fondamentalmente eravamo in zona rossa. E per tanti aspetti sarà una gara da brividi, ma forse è meglio che mi cambio prima. Per cui, come stavo dicendo, questa gara sarà da brividi per principalmente tre aspetti. Il primo è il semplice fatto che io su questa pista non ho mai girato e, pur avendo cercato su YouTube, i video più recenti risalgono ad un anno fa, per cui potrebbe essere anche un'ottima occasione per andare a creare anche un Inside the Racetrack prossimamente. In seconda battuta c'è il format, perché avremo soltanto 5 giri a disposizione per stampare il miglior tempo e, sapendo la mia poca propensione ad essere incisivo sul giro secco, so già che sarà una cosa che mi farà patire. E il terzo fattore è la classifica, perché non sono in gold ma sono in silver, per via appunto di quello che è successo alla B-karting. E io so già il tenore dei commenti, me li aspetto già. Voi direte: ecco, così impari a fare la prima donna come hai fatto alla B-karting. Ok, da una parte potreste avere ragione, ma dall'altra, da un aspetto un pochino più pratico, potrebbe rilevarsi un vantaggio abbastanza importante, ma forse è meglio che ve lo spiego durante le qualifiche perché è un po' complicato il ragionamento. Per cui, detto questo, andiamo a vedere subito com'è la pista perché sono veramente curioso di vederla. Di essere in silver oggi mi metterà contro di lui, il buon Manuel, che vi invito a seguire sul suo canale YouTube che vi troverete linkato in descrizione. Sono un po' indietro qui lavori, causa lavoro, causa altri progetti. Almeno a te meno lavori. Il discorso è comunque che ci scorderemo. Te comunque sei sotto gli 80 kg, per cui per me non farai testo. Ma sai Massi, aspetta, mi sono pesato ieri 79,9 e quindi il diciamo dovrei averlo, per cui non dovresti entrare nell'over 80 kg. Io dovrò fare molta attenzione a Demetrio del Team NAC perché incredibilmente non l'avrei mai detto, è sopra gli 80 kg e va fortissimo, però io posso giocarmi la carta della stanchezza. Attenzione. Sai perché? Molti dei ragazzi che corrono oggi hanno fatto la 500.000 di pomposa ieri e sono 15 ore di endurance. Ho visto qualcosa anche brigato. Sì, però Marco non c'è oggi perché lavora. Non c'è. Lavora. Però ho visto comunque... Stefano, il mio capo team. Però comunque sarà veramente tosta, specialmente perché c'è anche una ragazza come l'Erika Zago che veramente pedala e ecco, sarà veramente tostissima. Ciao Erika, se guardi il video. Vabbè, tanto troviamo davanti, cazzo ce ne frega. Comunque adesso è giunto il momento di concentrarci e di buttarci in qualifica. Ciao. Qualifiche che saranno molto importanti sia per la gara che per il campionato, perché qui è tassativo fare punti pesanti. Il mio obiettivo di oggi è cercare di stare davanti a Demetrio, perché mi può portare via punti importantissimi per il titolo. Perché parlo di portare via punti? Perché Demetrio in classifica over 80 è molto staccato ed è fuori dai giochi per la vittoria, ma se finisce davanti io ovviamente perdo punti. In ogni batteria vengono assegnati dei punti sia per la classifica generale che per le varie categorie. Prendiamo come esempio la gara di Jesolo, la mia ultima gara in batteria gold. Quella gara è stata vinta da Nick, un altro ragazzo del team NAC, che ha portato a casa 31 punti e via via scalano di un punto per le altre posizioni. Demetrio è arrivato ottavo guadagnando 24 punti, con Piccolo Mone 12esimo con 20, vengo 16esimo con 16 e io 21esimo con 21 punti guadagnati. Questi punteggi valgono per la classifica generale ma non valgono per la over 80. Questo perché il primo over 80 in classifica di batteria, quindi il vincitore di categoria,
porta a casa gli stessi punti del vincitore globale. Quindi nel caso di Jesolo io sono arrivato quarto di over 80 portando a casa 28 punti. Ma oggi sono in silver e il vincitore della batteria porta a casa un punto in meno rispetto al vincitore della gold a parità di risultato. Quindi oggi in gold si potranno portare a casa un massimo di 17 punti, mentre in silver 16, senza contare il punto aggiuntivo per la pole e il giro veloce, per cui quel punto di differenza può essere pesantissimo per la classifica. Tornando però alle qualifiche, il mio obiettivo è di girare sotto i 40 secondi e 5. E vedendo le due batterie prima della mia, la cosa sembra molto fattibile, ma voglio alzare l'asticella e spingermi più vicino possibile al muro dei 40 secondi netti. Peccato che non ci sia un monitor bello grande per vedere i tempi. Quanto grip! Mamma quanto grip c'è sulla pista! Di solito in tracciati così manca l'aderenza, ma qui veramente è altissima, forse anche troppa. Ho davanti a me Demetrio, non devo lasciarlo andare via per nessuna ragione. Questi primi giri li ho usati per scoprire le traiettorie, ma adesso è il momento di spingere. Sento che c'è da sistemare qualcosa proprio nell'ultimo settore, non riesco ad essere incisivo come vorrei, ma mancano solo 2 giri veloci, per cui ora o mai più. Il mio sesto senso mi dice che l'ultimo giro è stato quasi perfetto e vedo anche che riesco a stare vicino a Demetrio abbastanza facilmente. Ottima indicazione in vista della gara. Mamma mia che qualifiche tiratissime! 5 giri tutti in apnea senza un attimo di tregua, su una pista stretta, tecnica e che onestamente mi ha sorpreso per il grip esagerato che offre. E questa è una cosa sia positiva che negativa, perché con più aderenza si è più sicuri nella guida, ma come rovescio della medaglia lo sforzo fisico aumenta in maniera importante. E questa è una cosa da tenere in considerazione visto che la gara sarà lunga ben 20 minuti. Ma adesso sono proprio curioso di vedere cosa ho combinato in questi 5 giri. Me l'aveva detto Marco che era una pista tosta ed effettivamente molto fisica, non me l'aspettavo. Tanto grip, però mi sono divertito veramente tanto, non me l'aspettavo. Beh, diciamo che se fai il secondo tempo a 47 millesimi dalla pole si è sempre contenti. Per cui adesso mi aspettano 20 minuti di gara qui dentro che saranno tostissimi a livello fisico, ma se riesco a tenere il passo di Demetrio, abbiamo quasi lo stesso unico passo, non è riuscito ad andarmi via in qualifica, posso dire la mia per portare a casa il podio in questa gara, per cui incrociamo le dita e speriamo che la gara vada per il meglio.